Io penso un bel gay pride, per esempio, tutti quanti sulla laguna, con la Elton John in prima fila sulla prima barca e facciamo il primo gay pride sulle barche del mondo, cioè Venezia credo l'accoglierebbe bene. Se poi c'è un sano, ci vorrebbe un po' di ironia nelle cose, un po' di spirito goliardico, quelle cose si sistemano. Se invece mi sembra che c'è della gente tanto arrabbiata. Mentre le associazioni gay dai quattro angoli del globo si danno appuntamento a Venezia in risposta alle esternazioni del sindaco Luigi Brugnaro, lui spiazza tutti e porge il suo benvenuto. Trovo meraviglioso che da ogni parte del mondo vogliano venire qui, dice. Sul Gay Pride avevo manifestato perplessità per certe immagini troppo provocatorie che ho visto nelle foto di queste manifestazioni, per il resto non ho alcun problema. Se diventa una manifestazione di protesta allora non ho nulla da commentare, se uno protesta, dici protesti, allora bisogna dare rispetto. Pensavo che il Gay Pride fosse una giornata di festa omosessuale e io ho detto a me non piace la festa, quella che diventa diciamo un po' sbruffona, soprattutto insomma, immagini abbiamo viste di ogni genere, possiamo nascondere. Poi se in Italia invece mi dicono io non sono mai stato a un Gay Pride, effettivamente questo lo confesso, è vero, non sono un organizzatore di Gay Pride e non credo di diventarlo mai, ma da qui a dire lo vieterò è un'altra cosa. Insomma, vogliono mettere in bocca al sindaco di Venezia cose che non ho mai detto e non ho neanche pensato. Il clamore della polemica con Elton John non l'ho certo voluto io, spiega Brugnaro, mi sono semplicemente difeso quando questo signore mi ha insultato senza motivo. I tweet sono sempre in risposta ad attacchi che ho ricevuto. Io Elton John mica lo conoscevo, è lui che ha offeso me. Devo dire che anche nelle mie risposte, se andate a vedere, sono state pacate ed educate. È chiaro che, scusate, ma se qualcuno si riceve delle offese, magari questa volta decide di rispondere. Io rispondo che c'è molta arroganza dietro alle offese. Di solito le offese arrivano quando non c'è contenuto. In mattinata il sindaco di Venezia ha anche annunciato che il comune darà il suo patrocinio al Queer Lion Award, iniziativa collaterale alla mostra del cinema del Lido per promuovere la cultura del rispetto del diverso orientamento sessuale, delle pari opportunità e contro l'omofobia. Ho sempre detto che i diritti omosessuali devono essere assolutamente garantiti. Per quanto riguarda l'Italia mi sembra che ci sono stati fatti passi da gigante. Io continuo a dire che ho tantissimi amici omosessuali, non mi sento per nulla un omofobo, mi dispiace per quelli che in qualche modo hanno avuto false informazioni. Io ho soltanto detto che i libretti che riguardano il genere e in qualche modo la scelta di genere non me la sento di darla a bambini di 3 anni. Insisto su questa posizione pacatamente, non saremmo tutti d'accordo, ci mancherebbe altro, non sarebbe neanche bello il mondo. Questo non vuol dire nulla rispetto alle comunità degli omosessuali.